Buongiorno a tutti. Io direi, visto che siete così belli e rumorosi, facciamo un bel applauso a voi che siete qui questa mattina, siete stupendi per questa apertura ufficiale dell'anno scolastico 2023-2024. Cercheremo di essere, come dicevo prima, veloci, ma fare le cose fatte bene perché c'è caldo, quindi non vogliamo tenervi qui troppo. Allora, io prima di dare la parola al padrone di casa, che è il sindaco Dall'Oca, mi permetto di ringraziare tutti i presenti e parto da quelli che sono gli assessori del comune di Villafranca, quindi li cito, e quindi Nicola Giuliani, Jessica Cordioli, Francesco Arduini, il consigliere Loretta Mazzi, il presidente della consulta Nicola Terrilli, funzionario ufficiale della scuola Walter Giacopuzzi e dirigente ufficiale dell'ufficio scuola Nadia Caramore. Facciamo un applauso a loro. Facciamo anche un applauso alle istituzioni militari, che sono importantissime, anzi fondamentali per quello che riguarda il nostro territorio, e quindi vado a salutare e a ringraziare per la presenza il capitano Spataro dei Carabinieri, il colonnello Tamburo dell'Aeronautica Terzo Stormo, il tenente colonnello Laguidara della Guardia di Finanza e il commissario della Polizia Locale, commissario capo Pregevole. Un applauso anche a loro. Allora io adesso do la parola subito al sindaco Dall'Oca per il suo saluto istituzionale, poi preannuncio già i dirigenti scolastici che sono qui presenti si preparino, che li farò venire su per un saluto. Chi vorrà parlare parlerà, e invece chi vorrà solamente salutare saluterà semplicemente e poi tornerà a posto. Intanto la parola al sindaco Dall'Oca. Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto a nome mio, a nome di Greta, sindaco dei ragazzi, dell'amministrazione comunale qui presente con me e di tutta la città, ai ragazzi oggi presenti in rappresentanza del mondo scolastico, ai loro dirigenti e docenti, alle autorità civili, militari e religiosi presenti. Cari ragazzi, siamo onorati di avervi oggi qui per festeggiare l'inizio dell'anno scolastico. Noi tutti, vi assicuro, abbiamo messo il massimo dell'impegno affinché ciò avvenisse e soprattutto che avvenisse nel migliore dei modi. Di questo devo ringraziare i dirigenti, il personale docente e ATA, perché hanno fatto molto e a volte anche più del loro dovere professionale. Quest'anno servirà a formare il vostro carattere, il vostro sapere, il vostro crescere come persone attive nella società, ma avete una grande fortuna. Villafranca sa dare un servizio scolastico di alto livello, da anni lo stiamo dimostrando con i fatti e con i riconoscimenti, ora a voi la possibilità di farne tesoro. Le nostre scuole, dalla frazione più piccola fino al capoluogo di Villafranca, hanno un solo credo: dare opportunità educative, formative e di crescita ai nostri ragazzi. Le opportunità formative che ruotano oggi intorno al mondo della scuola sono molteplici. Una scuola che vede e sa cogliere le possibilità innovative è una risorsa importante per veicolare percorsi sempre più orientati verso la crescita della creatività e dell'iniziativa giovanile. Cari ragazzi, cari dirigenti, docenti, grazie a tutti ancora una volta per essere qui, per dimostrare che tutti insieme vogliamo fare squadra in uno dei settori fondamentali per la nostra società. Grazie ancora per il vostro impegno, la vostra passione e la vostra partecipazione, tutte qualità che ci hanno permesso di superare anche i momenti più difficili. Oggi tutti insieme diamo inizio a questo splendido progetto Scuola 2023-2024, un progetto che tiene conto del presente, ma che guarda lontano, un progetto che vale molto per il futuro del Villafranca e per la crescita dei nostri ragazzi. Buon anno scolastico a tutti. Grazie al sindaco Roberto Dall'Oca. Adesso chiamo qui per il saluto l'assessore all'istruzione Luca Zamperini.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi ragazzi, buongiorno ai vostri insegnanti, alle vostre insegnanti e un grazie a tutti quanti voi per essere qui quest'oggi a iniziare questo nuovo anno scolastico 2023-2024. Un anno scolastico che finalmente anche nelle carte lascia da parte quello che sono stati gli ultimi 3 anni difficili legati al Covid. Molti di voi sono tornati a scuola e finalmente tornano ai banchi vicini. È un nuovo inizio per tutti quanti voi e per tutti quanti noi. Come ho avuto modo di dire anche nelle prime giornate che sono state il 13 e 14 e diversi alzabandiera che ci sono stati sul territorio comunale, voi siete il nostro futuro. Su di voi noi puntiamo e ci stiamo adoperando affinché il vostro percorso sia il migliore possibile, perché rappresentate il nostro futuro. Portate a casa il più possibile dai vostri insegnanti e dalle vostre insegnanti e cercate di coltivare dei rapporti significativi, perché, credetemi, rimarranno nel tempo e non ve li dimenticherete mai. Sono anni importanti e vi serviranno poi per costruire il vostro futuro e la vostra vita professionale nonché lavorativa. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa giornata qua e quindi mi permetto di ringraziare i dirigenti scolastici, tutto il personale scolastico, naturalmente le insegnanti, i docenti, tutti quanti voi. Ringrazio anch'io, come ha fatto il sindaco, tutte le istituzioni presenti, religiose, militari, tutti collaboriamo insieme per voi. E quindi un grazie davvero di cuore, un buon inizio scolastico, un grazie infinite all'ufficio scuola che si sta adoperando tantissimo in questo inizio di anno scolastico qua per fare in modo che sia con meno contraccolpi possibili. I problemi purtroppo ci sono, ma cerchiamo di affrontarli giorno dopo giorno e cercare di risolverli tutti. Grazie ai genitori che hanno portato anche pazienza in questi momenti qua, in questi difficili settimane di inizio. In alcuni momenti non è stato tutto perfetto, ma stiamo cercando di risolvere tutti i problemi. Grazie davvero a tutti. Buona giornata e buon anno scolastico. Grazie all'assessore Luca Zamperini. Allora, l'aveva citata prima il sindaco Dall'Oca, Greta Massella, sindaco della consulta dei ragazzi, e quindi Greta, prego, ha il suo saluto e quindi ascoltate bene la vostra rappresentante. 16 settembre 2016. È stato il mio primo giorno di scuola. C'erano facce sconosciute e adulti che mi facevano un po' paura. La mamma faceva di tutto per coprire gli occhi lucidi e io mi sentivo un po' terrorizzata, ma curiosa allo stesso tempo per l'inizio di quella nuova avventura. 1413. Sono i giorni di scuola che ho fatto da quel primo giorno. In tutto questo tempo le facce sconosciute sono diventate facce amiche. Quegli insegnanti che tanto mi intimorivano ci aiutano tutti i giorni ad arricchire la nostra conoscenza per diventare dei bravi studenti e la nostra coscienza per diventare bravi cittadini. La mamma non si commuove più, semplicemente controlla che io sia pronta quando è ora di andare. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha particolarmente a cuore la scuola. Per questo chiediamo a tutti gli studenti di aiutarci a migliorarla, portando proposte, vigilando che le cose funzionino affinché sia sempre inclusiva. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso dalla scuola. Valorizzi la diversità, che devono diventare la ricchezza per tutti noi, e riceva le giuste risorse. Un presidente degli Stati Uniti diceva che la scuola deve essere l'ultima spesa su cui un paese è disposto a fare economia. Ogni tanto ricordiamolo a chi ha il dovere di dirigere la scuola. Auguro a tutti voi, studenti, personale ausiliario, insegnanti, dirigenti scolastici, sindaco, assessori, autorità tutte, un nuovo anno scolastico senz'altro impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e di successi. Grazie. Grazie Greta Massella, sindaco del Consiglio dei Ragazzi, bellissime parole, prendiamo tutti spunto dalla sua riflessione. Ora un intervento per quanto riguarda la Regione Veneto e chiamo il consigliere Filippo Rigo che ha ovviamente il suo intervento e anche il saluto, se non sbaglio, del Presidente
Luca Zaia. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Porto i miei saluti del Consiglio regionale e del Presidente Luca Zaia, che ci ha tenuto moltissimo a mandare un messaggio per questa giornata importante che leggerò. Pregiatissimo Sindaco Dall'Oca, la ringrazio per avermi invitato alla cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico 2023-2024, ma come già comunicato dalla mia segreteria non potrò partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il mio sincero augurio di buon inizio alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo, agli istituti scolastici di Villafranca di Verona. Oggi, in questo bellissimo luogo, denso di storia e di cultura, questi giovani cominciano il nuovo anno scolastico all'insegna dell'impegno e della dedizione. Per alcuni anche l'inizio di un percorso di studi e di formazione. Auguro di cuore a loro di intraprendere questo viaggio accademico per raggiungere gli obiettivi prefissati, vivendo ogni aspetto sociale ed educativo della scuola e cogliendo al meglio ciò che ciascun istituto offrirà in termini didattici, di preparazione e di approfondimento e di opportunità future. Concludo dicendo a tutti loro di studiare ciò che più amano e di farlo con passione, avendo il coraggio di seguire le proprie inclinazioni che nella vita serviranno per essere liberi di scegliere. Rivolgo infine ai presenti, anche a nome della Regione del Veneto, i miei più cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. Grazie, da parte mia un grazie e all'amministrazione, perché questa è una giornata importante, è una giornata ormai che fa parte della storia di Villafranca, perché è importante celebrare il primo giorno di scuola, perché assolutamente non è scontato. Siamo fortunati perché possiamo e potete andare a scuola, potete divertirvi, potete vedere i vostri compagni, perché da tante parti nel mondo questa opportunità non ce l'hanno. Da tante parti del mondo, anche qui vicino, pensiamo al dramma che sta vivendo l'Ucraina, addirittura le scuole non ci sono più perché sono state abbattute. Quindi ricordiamoci e non diamo per scontato che la scuola è una fortuna, quindi il consiglio mio è di viverla intensamente ogni giorno, di non abbattersi di fronte alle difficoltà, perché le sconfitte fanno parte di un percorso di crescita. Le sconfitte non sono fallimenti, le sconfitte fanno parte di un percorso di crescita che vi porterà a futuri successi. Auguro a voi un buon inizio di anno scolastico, auguro soprattutto, anche e soprattutto agli insegnanti che fanno un lavoro importantissimo, che sono i custodi vostri e quindi i custodi del nostro presente e del nostro futuro, auguro anche a loro un buon inizio di anno scolastico. Grazie. Grazie a Filippo Rigo, consigliere regionale della Regione Veneto. Allora, adesso come procediamo? Procediamo in un modo un po' particolare. Abbiamo diceva Greta, no? Che nella scuola nessuno dovrebbe essere escluso e deve esserci inclusione. Ecco, un modo per fare inclusione è sicuramente lo sport, e questa mattina abbiamo qui con noi due rappresentanti delle eccellenze sportive di Verona e non solo. Allora io chiamerei per prima Alexandrina Miai, che è vice campionessa europea Under 23 di marcia sui 20 km. È giovane e vuole portare ovviamente a voi il suo saluto e la sua piccola esperienza anche per quanto riguarda l'ambito scolastico. Prego, allora, Alexandrina. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Comune di Villafranca per l'invito e mi fa molto strano essere qui perché fino a 2 anni fa ero dall'altra parte. Infatti, come ha detto Alberto, sono giovane, ho solo 20 anni, quindi molti di voi sono praticamente quasi miei coetanei e fino ad adesso hanno tutti parlato di scuola. Io, se mi permettete, parlerò un pochino di sport, essendo me la sento più mia come cosa. E mi viene sempre da dire che è un po' scontato che uno sportivo esalti lo sport, però è così. Lo sport è capace di cambiarti la vita, perché è quello che ha fatto a me, mi ha indirizzato, mi ha fatto capire di cosa sono capace e che cosa volevo fare nel futuro, perché fino a qualche anno fa non sapevo benissimo quale fosse il mio posto nel mondo, non lo so tuttora perché sono molto giovane, però al momento lo sport è ciò che mi ha dato mi ha indirizzato nel fare qualcosa nella vita
E quindi sì, fino a poco tempo fa studiavo anch'io, ho finito un liceo scientifico 2 anni fa e tuttora studio, perché sicuramente la scuola è importante perché ti forma come persona, dal punto di vista culturale non, ti fa conoscere tante persone, ti arricchisce il bagaglio di vita, ma allo stesso modo credo lo faccia lo sport, perché è proprio una scuola di vita. A me banalmente ha insegnato ad organizzarmi, perché fare la studente e l'atleta non è facile, assolutamente no, e io studio tuttora e lo sport sicuramente oggi, a 2 anni di distanza, è parte principale della mia vita. Magari 2 anni fa lo era la scuola. E l'importante è sapersi organizzare, perché è brutto focalizzarsi solo su una cosa, quindi magari chiudersi nello studio e non fare altro, ma non penso che voi lo facciate, penso che comunque uscite, vedete i vostri amici e mi auguro facciate anche sport. D'altra parte è sbagliato anche chiudersi nello sport e fare solo quello. Quindi io sì, sono qui a parlare di sport, però vi assicuro che sono una ragazza normale come voi, esco la sera con i miei amici e mi concedo di fare festa ogni tanto, studio e basta sapersi organizzare e trovare il giusto equilibrio nella propria vita per poter fare ciò che ci rende più felici. A me al momento rende felice marciare, perché sono una marciatrice, e fare sport, quindi insomma questo. E niente, quindi io sono qua per dirvi semplicemente questo, perché non sono nessuno, sono come voi, vi ho detto sono molto giovane, però ecco, inseguite i vostri sogni e cercate di farlo nel modo più spontaneo possibile, non chiudetevi in una cosa sola, se trovate una porta chiusa provate ad aprirla e se non ci riuscite cambiate strada e cercatene un'altra più facile da aprire. Ogni ostacolo può essere superato, quindi insomma credete in voi stessi e cercate di fare tutto, non solo studiare, ma allo stesso tempo non sottovalutate niente nella vita, ecco, questo mi viene da dire, non sottovalutate la scuola ma nemmeno le altre cose. Niente, date il massimo di voi stessi, vi auguro un buon anno scolastico e spero di rivedervi presto, ecco. Grazie dell'invito. Grazie Alexandrina, grazie. Ricordiamo che finalmente, dopo un percorso un po' complicato, ma finalmente lo sport è entrato nella Costituzione, quindi lo sport non per questo diventa più importante, ma lo sport adesso ha una valenza anche istituzionale, quindi anche su quello dobbiamo puntare. Ricordiamo anche inoltre che questa manifestazione, gli atleti che sono qui, sono un segnale di un progetto che è stato inserito dal Comune di Villafranca, che vedrà gli sportivi veronesi presenti nelle scuole di Villafranca, quindi ci saranno degli incontri, dei confronti e quindi anche questo sarà un percorso che verrà proposto a voi e quindi sport e scuola troverà sempre più un punto di incontro. Ora, altra testimonianza sportiva, chiamo Christian Bria Berter, che è atleta dei Cangrandi Mastini Rugby in Carrozzina. Lui non è, Christian, non sei giovane come Alexandrina, però quasi, lui è papà, quindi ha anche una visione diversa di quello che è lo sport e la scuola, ma lascio a lui il microfono per la sua testimonianza. Christian, prego. Ciao a tutti, come detto da Alberto, mi chiamo Christian, ho 40 anni, gioco a rugby in carrozzina, un gioco poco conosciuto come tutti gli sport per disabili, e sono contento di essere qua perché è bello insegnare ai bambini che ci sono anche persone, non dico meno fortunate, ma che fanno le cose in maniera differente. E lo sport è uno di questi, serve molto a crescere personalmente e a far crescere voi che siete il futuro, e un giorno vi troverete a confrontarvi con realtà differenti da quella che viene definita normalità. Non sono tanto bravo con le parole, continuo a fermarmi e sono contento di questo discorso che diceva Alberto, di portare lo sport nelle scuole. Speriamo di essere contattati da più scuole, perché noi ci mettiamo già a disposizione per andare a fare le dimostrazioni e far provare agli adulti, ma anche ai ragazzini, cosa vuol dire fare il nostro sport in carrozzina o comunque anche gli altri sport.
Spero di vedervi presto. Vi auguro un felice anno scolastico e un bel divertimento nel fare lo sport, perché dovete divertirvi prima di tutto. Grazie Cristian, e sicuramente Cristian sarà con noi nelle scuole, verremo a trovarvi con Cristian, quindi state pronti che insomma ci vedrete arrivare prossimamente. Allora adesso i saluti istituzionali sono stati fatti, poi arriveranno i saluti vostri, quindi ci sarà una rappresentanza degli alunni. Adesso però chiamo qui sul palco Marcello Manfredi Bassi, che sarà, lo vedete, alla tromba, ci suonerà l'inno nazionale e poi faremo l'alzabandiera. Io a questo punto chiederei velocissimamente 2 ragazzini o 2 ragazzine che vengono su, primi 2 che vengono qua, dai, senza fare le corse, 1, 2, bene, beh, dai, via, su, venite, su, oh là, vedi, mettetevi là vicino alla bandiera con il sindaco e con l'assessore, e 2 sotto, no, 2 sotto, giù, 2, no. Che bello fare il salto così senza aver problemi alle ginocchia, sindaco. Allora, partiamo con l'inno e poi facciamo l'alzabandiera. Io direi di ascoltare l'inno tutti in piedi, mi sembra giusto. morte l'Italia chiamò. Sì! Facciamo ora l'alzabandiera. E facciamo un bel applauso al nostro tricolore. Grazie, grazie bambini, grazie. Potete tornare a posto, grazie. E proseguiamo questa bella mattinata. Allora adesso, lo dicevo prima, i protagonisti siete voi. Quindi andiamo un po' per ordine, chiamiamo qui per il saluto i rappresentanti dell'istituto Stefani Bentegodi, Istituto Tecnico Professionale Agrario, del dirigente Francesco Signoli, e accompagnati qui dal direttore di sede Antonio Gennuso. Chiamo Alessandro, Sofia e Alice. Dove sono? Eccoli che stanno arrivando. Allora venite qui sul palco, ci sono le scalette, o se volete saltare su se siete atletici. Prego, allora partiamo. Buongiorno a tutti, siamo gli studenti dello Stefani Bentegodi e siamo felici di aver iniziato l'anno scolastico perché, essendo in una scuola nuova, per noi sarà una nuova avventura. Speriamo di vivere una bella esperienza e di imparare cose nuove, anche se sappiamo che servirà un grande impegno da parte nostra. Poiché abbiamo scelto una scuola con materie che ci piacciono, siamo sicuri che sarà un anno sereno
e dando il massimo potremo raggiungere grandi risultati. Auguriamo a tutti un buon anno scolastico. Grazie Alessandro. Ora la parola a chi va? No, era solo quello. Allora, mettetevi lì, tutti e tre. Alessandro, Sofia, chi è Sofia? Sofia e Alice, fate un bel applauso a Alessandro, Sofia, Alice dell'Istituto Tecnico Professionale Stefani Bentegodi, Agraria. Grazie e buon anno scolastico ragazzi, grazie mille. Poi se volete saltare giù, siete atletici, via. Che invidia. Vabbè, allora adesso proseguiamo con la scuola Bellotti e quindi chiamo qui Emilia, Alessia e Matteo. Eccoli qui. Buongiorno, prego, vi do il microfono. Allora, Emilia, giusto? Noi alunni di classe quinta siamo ormai giunti all'ultima tappa del nostro percorso alla scuola primaria. Vogliamo quindi dare il benvenuto ai bambini di prima che oggi iniziano questa meravigliosa avventura, sicuri che si troveranno benissimo. Buon anno scolastico. Grazie Emilia. Alessia? Articolo 34 della Costituzione italiana sancisce il diritto universale all'istruzione. La scuola è il luogo dove noi bambini apprendiamo i fondamenti della conoscenza, del saper relazionare con i pari e nello scoprire nuovi saperi. Ogni giorno trascorso a scuola poniamo le basi per costruire il domani. In questo giorno speciale chiediamo a voi adulti di aiutarci ad avere una scuola che risponda ai bisogni di noi bambini, a diventare sempre più un luogo d'apprendimento facilitante per tutti. Grazie, grazie Alessia, che belle parole. Matteo? Questo nuovo anno sarà un po' diverso dagli altri, perché una volta concluso ci porterà verso una nuova destinazione, la scuola secondaria di primo grado. Noi bambini di quinta siamo pronti per affrontare questo viaggio insieme ai compagni e agli insegnanti che ci hanno accompagnato fino ad ora, ricordandoci che la scuola è il nostro passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a chi oggi si prepara ad affrontarlo e noi siamo prontissimi a farlo. Buon viaggio a tutti. Grazie, venite qua Emilia, Alessia e Matteo della scuola Bellotti, un bel applauso anche a loro, grazie. Grazie veramente, grazie di cuore. Prego. Poi adesso chiamiamo qui delle scuole canossiane Federico e Vittoria. Dove sono? Eccoli qui. Eccoci qui. Allora, Vittoria. Noi alunni di classe quinta dell'Istituto Canossiano vorremmo augurare a tutti voi un buon inizio di anno scolastico con questa poesia di Monica Sorti. Suonano le campanelle, riaprono le scuole, noi vogliamo dedicarvi queste poche parole. Un augurio sincero a tutti gli studenti perché a fine anno si trovino contenti. Dei lavori fatti, delle cose apprese, le loro speranze non siano disattese e possano innalzare un altro mattoncino sulla strada luminosa del loro cammino. Per diventare grandi non basta la statura, ma serve anche una buona dose di cultura. Non dobbiamo mai dimenticare che il sapere ti apre l'orizzonte oltre ciò che puoi vedere. Seconda parte. Buon lavoro anche a tutti gli insegnanti. Di mansioni e di doveri ne hanno proprio tanti. Ma spiegare un po' la vita, illuminare la via, è il mestiere più bello che ci sia. Con una matita scrivono nell'anima e nel cuore, spesso in punta di piedi, quasi senza far rumore. Ma capita che una loro frase scritta sul quaderno rimanga nel cuore dell'alunno in eterno. Buon anno scolastico a tutti. Grazie Vittoria e Federico della scuola Canossiane, un applauso anche a loro. Adesso qui c'è la scuola di quaderni che ha una poesia che verrà detta da tutti gli alunni praticamente, c'è una frase per ognuno di loro, quindi li invitiamo qui sotto. Vengo giù col microfono. Mettetevi in fila, in ordine e poi passo io a darvi la parola. Allora, da dove cominciamo? Da qui.
Suona le campanelle, riaprono le scuole. Noi vogliamo dedicarvi queste poche parole. Un augurio sincero a tutti gli studenti. Perché a fine anno si trovino contenti. Dei lavori fatti, delle cose apprese, le loro speranze non siano disattese. E possano innalzare un altro mattoncino sulla strada luminosa del loro cammino. Per diventare grandi non basta la statura, ma serve anche una buona dose di cultura. Non dobbiamo mai dimenticare che il sapere ti apre l'orizzonte oltre ciò che puoi vedere. Buon lavoro anche a tutti gli insegnanti. I massoni di doveri ne hanno proprio tanti. Ma spiegare un po' la vita, illuminare la via è il mestiere più bello che ci sia. Con una matita scrivono nell'anima e nel cuore, spesso in punta di piedi, quasi senza far rumore. Ma capita che una loro frase scritta sul quaderno rimanga nel cuore dell'alunno in eterno. Grazie agli studenti della scuola di Quaderni, un bel applauso anche a loro. Grazie. Vedo c'è un'altra fila qui di studenti, non mi era stata annunciata, ma prego, adesso che scuola è? Prego, avanti. Stiamo parlando della scuola? Scuola Quaderni di Acis, classe quarta. E allora andiamo, una frase per ognuno, anche voi, giusto? Via. Eccoci pronti per una nuova avventura, pieni di entusiasmo ma anche qualche paura. Zaini e materiale prepariamo e la classe quarta iniziamo. Matite, colori, gomme, quaderni e righelli, ma ciò che conta davvero non sono quelli. La curiosità, queste sì che devono contare. Con un po' di entusiasmo e di attenzione vedrai che gioco la lezione. E mentre tra numeri e testi dobbiamo allenarci, non dimentichiamo mai di emozionarci. Perché con il sorriso lo sappiamo, tutto più facilmente impariamo. Bravissimi. Augurio e continuate a emozionarvi, questo è importantissimo. Grazie alla classe quarta dell'Istituto Quaderni ed ora procediamo con la scaletta. Torno su. No, adesso abbiamo praticamente finito ed ora lasciamo per ultimo, ma non per ultimo, è importante anche questa, assolutamente molto importante, la benedizione di Don Daniele, e chiamo qui i dirigenti scolastici qui sul palco e lascio il microfono a Don Daniele. Allora, se i dirigenti, come avevo detto prima, vogliono fare un saluto, noi siamo qua assolutamente, quindi vediamo. Un saluto, prego. Grazie, un breve saluto, mi unisco ai saluti fatti finora a tutti i presenti ovviamente, e un ringraziamento soprattutto, un ringraziamento a voi che state per cominciare quest'anno scolastico con uno spirito magnifico, e lo si sente e lo si vede anche con la vostra presenza e la vostra verve, ma soprattutto un ringraziamento anche all'amministrazione comunale che, come ogni anno, continua a volere fortemente questo momento iniziale, che è importante perché è significativo, e il significato è quello di una comunità, un'intera comunità con tutte le sue componenti che si ritrova intorno al mondo della scuola. E questo, parlo come dirigente ma non solo, mi conforta e ci conforta, perché il compito che dobbiamo svolgere è molto importante e c'è bisogno che tutti lo svolgiamo con lo stesso spirito di ottimismo, di visione del futuro e di volontà di fare bene. Sarà quindi un anno impegnativo e io auguro a tutti voi un buon anno scolastico, perché l'impegno non è detto che non debba essere anche piacevole e addirittura divertente. Se lo spirito è quello giusto, tutti possiamo crescere, continuare a crescere insieme con tutte le componenti che sono presenti qui oggi. Grazie ancora a tutti quanti e buon anno scolastico. Grazie mille al preside della scuola Medi, io direi
Siamo a posto così, teniamo come saluto quello del preside della scuola media. Allora, Don Daniele, tocca a te il microfono e prego. Bene, allora concludiamo con una benedizione. Abbiamo sentito tante cose belle e vorrei invocare la benedizione su tutti i sogni, sugli entusiasmi, la passione che portate dentro, magari anche, diceva giustamente, anche qualche paura che può esserci, ma che la paura possa stemperarsi sempre di più in serenità, amicizia, gioia. Una benedizione anche per tutto il corpo degli insegnanti, per tutti coloro che si prestano per voi per farvi crescere, perché possono essere davvero illuminati dallo Spirito Santo. Una benedizione anche per le vostre famiglie. Sappiamo che ogni famiglia ne ha bisogno e abbiamo bisogno di poter crescere insieme. Possiamo fare una preghiera del Padre nostro prima della benedizione che ci affratella tutti, magari anche tenendoci per mano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica, vi custodisca, vi guidi sempre, vi illumini Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche di qua era. Va bene, ok. Tanti auguri e buon anno a tutti. Ecco. E allora direi che con la benedizione di Don Daniele io vi saluto ancora, vi ringrazio e ancora tanti auguri di un bellissimo anno scolastico. Ciao a tutti, ciao. 40 minuti, 2 ore sotto. All'anno prossimo taglio gli interventi del sindaco e del consigliere regionale. Oh, Don!